Sono Elisabetta Balestro, professore associato presso l'unità operativa di pneumologia dell'azienda ospedale Università di Padova e responsabile per l'azienda delle malattie rare interstiziali del polmone. Per malattia rara si intende una patologia, una condizione patologica che colpisce non più di un caso su 2000 persone. Le malattie rare polmonari, la cui stima è imprecisa, è comunque in continua crescita grazie soprattutto ai progressi della ricerca scientifica. Le patologie polmonari rare sono un gruppo eterogeneo e se ne stimano oltre 100 diverse. Tra queste la fibrosi polmonare idiopatica è quella che più ben conosciamo e per la quale siamo molto dedicati presso il centro di Padova. In particolare queste malattie, le fibrosi polmonari, conseguono a un danno del polmone sulla riparazione come risposta agli insulti e progrediscono man mano cicatrizzando il polmone, rendendolo più rigido e portando il paziente a respirare sempre più in maniera difficile, soprattutto quando sottoposto a sforzi fisici. I sintomi prevalenti sono abbastanza specifici e vanno ben contestualizzati e soprattutto, in quanto simili ad altre malattie e ad altre condizioni respiratorie croniche, possono portare a una ritardata diagnosi, in particolare la fatica a respirare, soprattutto quando ci si sottopone a uno sforzo, la tosse secca e anche le frequenti infezioni respiratorie. La diagnosi è una diagnosi complessa e che richiede soprattutto il vantaggio di professionisti esperti dedicati che si riuniscono per discutere e per confrontarsi sui dati ottenuti dai diversi risultati, in particolare dell'attacco ad alta risoluzione che ha dato una svolta rispetto al passato circa la aumentata sensibilità diagnostica in questo campo. In particolare le fibrosi polmonari fruiscono di un team di esperti, come accade anche nel centro di Padova, e per le quali si riesce a raggiungere una diagnosi accurata e quindi un percorso di cure che sia personalizzato per il paziente. Le cure delle fibrosi polmonari si concentrano sul miglioramento della qualità di vita quando possibile, sulla sopravvivenza e soprattutto hanno lo scopo di rallentarne la progressione, quindi rallentare la progressione di questa cicatrizzazione dei polmoni e quindi la sostituzione degli alveoli da parte di polmone danneggiato da insulti esterni. In particolare due sono le principali molecole che già da 10 anni utilizziamo nei confronti delle fibrosi polmonari, pirfenidone e nintedanib, e che hanno cambiato effettivamente la storia naturale di questi soggetti che ne sono affetti. In aggiunta alle farmaci tuttora utilizzati in commercio, naturalmente va sottolineato quanto è importante anche l'esercizio fisico e la riabilitazione e la fisioterapia respiratoria e anche nelle fasi un po' più avanzate che progrediscono verso l'insufficienza respiratoria l'utilizzo dell'ossigeno che facilita l'adattamento dei pazienti verso lo sforzo fisico. Una percentuale ridotta di pazienti, soprattutto quando questi malati sono colpiti da queste malattie in giovane età, è rappresentata dal percorso trapianto di polmone che ad oggi rappresenta ancora l'ultima spiaggia per coloro che raggiungono l'insufficienza respiratoria. Sicuramente l'abitudine tabagica va evitata e si raccomandano tutte le vaccinazioni della campagna stagionale. Contrariamente rispetto al passato, negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a un enorme investimento nel campo delle fibrosi polmonari, in particolare cercando di individuare nuove molecole che ad oggi sono tuttora in fase di studio, tuttora in fase di sviluppo e che ancora debbono essere validate perché messe in commercio. Tuttavia, dati promettenti sono fuoriusciti da protocolli sperimentali, da sperimentazioni cliniche a cui anche il centro di Padova, il nostro centro in particolare, ha dato un enorme contributo e da cui appunto i risultati molto promettenti verranno esposti, sono stati esposti già in determinati congressi internazionali e verranno discussi presso le autorità regolatorie affinché si possa dare una ulteriore opzione farmacologica ai soggetti con fibrosi polmonare. In particolare
gli studi e le ricerche che vengono compiute anche nel nostro centro di Padova non sono solo rivolte verso opzioni nuove farmacologiche, ma anche nel studiare, investigare e approfondire quali che sono i meccanismi sottostanti, quali che sono i possibili marcatori, i possibili indicatori della risposta farmacologica o del diverso decorso che alle volte nella pratica clinica ci troviamo ad osservare.